Eder. Mac. Pallister. Ieri sera, durante l'edizione di un telegiornale triestino, scorreva nei titoli, sotto nel video, la notizia che a Trieste ci sarebbe, come del resto avevamo anche detto un po' di tempo fa, un indagato. Se ciò fosse vero, chiaramente ognuno dei nostri personaggi, Covalero incluso, potrebbe essere l'indagato, ma noi ci soffermeremo adesso un attimo sui due principali, ovvero Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin. Sebastiano, come abbiamo detto in questi giorni, potrebbe essere l'indagato perché 2 mattine fa è stato tenuto 3 ore in procura, difficilmente è avvenuto solo per un problema di password telefoniche e poi per il discorso del cellulare spento 3 ore la mattina del 14. Lui ha asserito che non fosse spento ma che non ci fosse campo, eppure le altre mattine e pomeriggi in cui lui si trovava al magazzino di via Donadoni il suo telefono prendeva. Per quanto invece riguarda Claudio Sterpin, cosa ci fa pensare che possa avere qualche problema? Il fatto che nelle ultime 48 ore l'ho sentito praticamente zero, però c'è anche un elemento che ci fa pensare che non sia lui l'indagato, ovvero il telefono che gli era stato sequestrato circa un mese fa gli è stato restituito. Anche la SIM è tornata in suo possesso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.